Il workshop di oggi è stato organizzato per discutere e approfondire il tema del rappresentante del datore di lavoro nelle attività in spazi confinati. Una figura prevista dal DPR 177 del 2011, ma che a oggi viene ancora poco utilizzata. Probabilmente molte aziende non sono ancora consapevoli che hanno questo obbligo finalizzato a garantire la sicurezza nelle attività in spazi confinati, ossia attività ad alto rischio. Il decreto ha previsto questa figura che ha dei compiti che si collocano in una situazione di coordinamento, ma anche di vigilanza, supervisione, che sfocia quasi in una dirigenza. Significa che il rappresentante del datore di lavoro nelle attività in spazi confinati deve far rispettare le procedure che sono state previste dallo stesso datore di lavoro e dal datore di lavoro dell'impresa che esegue i lavori. Speriamo possa essere una figura che finalmente viene identificata e disegnata dai datori di lavoro che fanno svolgere attività in spazi confinati. Trattare oggi, a distanza di molti anni, il DPR del 2011 sugli spazi confinati, ci domandiamo il motivo, ma le stragi continuano perché gli spazi confinati sono un luogo pericolosissimo dove ancora i lavoratori muoiono. Il rappresentante negli spazi confinati che rappresenta un nodo cruciale per organizzare in sicurezza il lavoro degli uomini. La mancata nomina del rappresentante potrebbe determinare una responsabilità di tipo penale. Le formazioni e l'informazione sono fondamentali, ma gli uomini lo sono di più e gli imprenditori devono comprenderlo. Le imprese che si apprestano a fare questo tipo di attività dentro gli spazi confinati devono sapere che non basta essere qualificate sulla carta, ma devono essere davvero. E ciò va non soltanto a rischio della vita dei loro dipendenti, ma anche della loro responsabilità penale personale e anche delle loro società, perché il decreto legislativo 231 colpisce proprio le società che vedono morire i propri uomini per mancanza di organizzazione. Come valutare i rischi sanitari all'interno di uno spazio confinato in base alle sue caratteristiche, come organizzare il soccorso all'interno di uno spazio confinato, quindi valutando attentamente tutte le sue caratteristiche e i tempi e le attrezzature necessarie per il soccorso, come organizzare le squadre di soccorso, come scegliere le attrezzature, la formazione per le squadre di soccorso e quando scegliere di utilizzare delle squadre di soccorso specializzate per dare un soccorso ottimale a chi si trova all'interno di uno spazio confinato. A questo scopo abbiamo affrontato tutta una serie di tematiche da analizzare attentamente prima di valutare delle procedure da attuare proprio per il soccorso e la lavorazione negli spazi confinati. L'individuazione dei rischi è la fase più critica. Dimenticarsi un rischio, non valutarlo e non adottare le relative misure di sicurezza comporta sempre una responsabilità. Qual è il vero scopo di un esperto della sicurezza sul lavoro? La mission principale deve essere quella di evitare gli eventi pericolosi, gli infortuni sul lavoro, di evitare che famiglie vengano distrutte. Quindi se tutti noi lavorassimo indirizzando le nostre attività con maggiore attenzione verso questo scopo prioritario, primario che deve esserci, forse cominceremo a vedere anche dei risultati differenti. È importante pensare che dobbiamo abituarci a lavorare in sicurezza.